complimenti, avete portato a termine un percorso complesso perché comunque la scuola è molto impegnativa, con uno stage ancora importante perché tu eri, anzi ricordiamo anche il tuo nome, Alessandro Brusamento, ed eri in stage dove? all'Osteria Francescana di Massimo Bottura. Bottura, abbiamo visto che ha appena aperto adesso un... Sì, a Firenze ha aperto un altro ristorante con Gucci. quindi sei insomma nel giro giusto. Beh, sì, di sicuro, nel senso che comunque Massimo sta facendo delle cose molto importanti in questi anni e le ha fatte ed è stato un onore comunque essere nella sua cucina, non solo per lui ma per tutti gli altri professionisti, anche proprio per respirare quest'area molto internazionale che c'è in un ristorante di levatura mondiale. Insomma. Sicuramente la scuola è importante, però l'ambiente di lavoro è... L'ambiente di lavoro fa la differenza perché comunque a scuola è un ambiente protetto, lì bisogna correre con le proprie gambe, ci sono tanti ragazzi che vogliono mettersi in luce, quindi c'è da sgomitare e c'è da far bene il proprio lavoro. Adesso dove andrai? Allora, adesso ho finita l'esperienza con la Francescana, sono entrato a far parte della partita della brigata di Marco Perez al Biblos Art Hotel e quindi con l'Amistà 33. C'è un bel progetto di crescita, l'idea di andare con l'Amistà a prendere la prima e la seconda stella, quindi insomma ci sono davvero delle grosse ambizioni. È tanto da lavorare. Sì, si tratta di lavorare, si lavora sempre. Tu hai anche in qualche modo ringraziato a nome di tutti il corso, eccetera, quindi ho visto anche una bella atmosfera di gruppo. Sì, assolutamente, è una cosa molto importante che ci ha accompagnato in quest'anno e che secondo me ci accompagnerà anche negli anni a venire, perché si crea davvero un bel legame, quindi la scuola va oltre quest'anno. Anche perché io ho notato nell'ambiente della cucina c'è sempre molto team, no? E quindi in qualche modo sì, ci sono le punte che ovviamente emergono, però poi è il gruppo che fa la cucina. Assolutamente, anche perché credo che la brigata, come tutte le grandi squadre, abbia una forza proporzionale alla debolezza dell'ultimo anello, quindi non è tanto importante se hai un fenomeno, ma quanto se tutti sono in grado di sacrificarsi e fare quello che serve per arrivare a fine servizio, quindi insomma la squadra sulla lunga ti porta molto più distante che non avere qualcuno di bravo che non compensa.